Genesi, capitolo 13. O ritorno di Abram da Palestina. Ainda l'Egitto, Abram tornerà ad in Negev, insieme con la moglie e con tutte le bene sue. Pure Lot stava insieme con essa. Abram era assai ricco e teneva parecchi vestiami, assai oro e argento. Poi, spostando ogni tanto le tende sue, a Negev se ne tenzina a Betel, zina a Chilupizza dove aveva fissato per la prima volta a tenna sua, fra Betel e Ai. Proprio là aveva fatto lardare innanzi al Signore, e là Abram chiamava il nome del Signore. Pure Lot, che stava insieme con Abram, era assai ricco e teneva parecchi pecore, armiente e tenne, e che la terra non revocanza allora campa tutte e due insieme, perché tutte e due tenevano bene assai rosse e non potevano più stare insieme. E proprio per questo scoppiai in appiccica fra i guardiani Abram e i guardiani Lot. Tanne Cananei e Perezita luggiando in quella terra, e Abram ricetta a Lot: non c'è da essere mai una appiccica fra me e te, fra i guardiani miei e i tuoi, perché noi siamo frati. Non sta innanzi a te tutto il paese, spartimmoci, zanda pace. Se tu vai a mangina, io me ne vado a ritta, e se te ne vai a ritta, io vado a mangina. Abram si separa a Lot. E stessa tanto Lot alzando l'occhio, vedette con tutta schienata del Giordano, erano pizzichi in acqua a ogni lato, prima che il Signore zuffunnasse Sodoma e Gomorra. Era come a chi lo giardino del Signore, come il paese l'Egitto, zina città e Zoar. E Lot scegliette per tutta quella schienata del Giordano e fissai le tende sue in mezzo lavanda, e così ci spartettero l'una all'altra. Abram fissai le tende sue in due paesi Canaan, e Lot invece si fermai in quelle città che stavano in quella schienata e fissai le tende sue vicino alla città di Sodoma. Tanto tutta la gente a Sodoma era china infamità, avevano assai peccato contro il Signore. E stessa tanto il Signore ricetta a Abram: alza l'occhio e guarda mezzo settentrione, mezzo mezzogiorno, mezzo levante e mezzo ponente, perché tutto sto paese che tu vedi, io era già te e tutta la discendenza tua per sempre. Farà già gradire la discendenza tua come pure la terra. Se uno è capace di contare pure la terra, sarà capace pure di contare la discendenza tua. Aizda, fate un giro per tutto il paese a coppa a bascia, perché tenga in capo ed era tutto questo paese. Poi Abram si spostò con tutte le tende sue e se ne jette a alloggiare vicino al cerco le mamme, che stavano a Hebron, e là, frava che in ardare, innanzi al Signore.